Siamo particolarmente orgogliosi di aver ospitato nella sede del Friuli Venezia Giulia a Roma la conferenza stampa con cui è stato assegnato e anche lanciato l'evento del prossimo premio Terzani 2016 che si svolgerà, come ormai accade da oltre 10 anni, a Udine siamo particolarmente orgogliosi di farlo qui anche perché ormai è un evento che ha una valenza e una capacità anche mediatica nazionale ed internazionale. Il premio quest'anno è stato assegnato a Martín Caparrós, è un premio importante, un libro importante, Fame, parla della vulnerabilità, che è un po' il tema scelto quest'anno dall'associazione Vicino Lontano, ed è anche il modo per parlare di quelle tante vulnerabilità che viviamo ormai quotidianamente. Basterebbe pensare a quello che sta accadendo ai flussi migratori, a quello che accade ai nostri confini. Quindi tanta attualità, ma anche la possibilità davvero di essere di fronte a un evento ormai importante. Allora noi cerchiamo ogni anno di premiare un libro che in qualche modo si riferisca ai problemi che ci sono, che abbiamo notato durante l'anno, di quello che è successo, di quello che non capiamo, che ci aiuti a capire quello che sta avvenendo nel mondo. Allora naturalmente c'è il terrorismo, l'emigrazione, abbiamo visto libri di tutti i tipi e alla fine abbiamo concluso che in questo libro Fame dell'argentino Caparrós si parla di un problema che in fondo li riassume tutti. Lo fa Caparrós in un modo insolito, con un'indagine molto profonda, molto approfondita, diretta sul posto, ma anche arricchita dalle sue conoscenze, dalle sue letture, da statistiche, da ogni cosa. È scritto in un modo talmente leggibile che questo alla fine è quello che conta, no? Un libro deve farsi leggere, è inutile che sia pieno di informazioni se poi nessuno ha voglia di leggerlo. Questo uno non lo mette giù. Da come è scritto, quasi spiritoso direi, ma con uno spirito naturalmente un po' tragico, e preciso, con un commento suo sempre che indirizza quello che ti indirizza, ti aiuta a pensare. Per cui è un libro non solo di lettura facile, così un libro che uno legge volentieri, magari non tutto d'un fiato, ma anche allo stesso tempo un libro di riferimento. Se uno si chiede ma cosa non ho capito, cosa sta succedendo in Africa, va a vedere e vede che il colonialismo, innanzitutto il colonialismo dell'Ottocento, del Settecento, Ottocento e primi Novecento, ha preparato quello che sta avvenendo oggi. E poi oggi il neocolonialismo, la globalizzazione, il capitalismo globalizzato aiuta a rinforzare la nostra aggressività, diciamo chiaro, purtroppo la nostra aggressività dell'uomo bianco, no? Siamo abituati a questo. E da questo sono nati infiniti meccanismi che con grande ipocrisia ci permettono di entrare nei paesi altrui e di prenderci i pezzi di terra che vogliamo, le risorse che vogliamo e di usarli ai nostri fini facendo credere che lo facciamo per il bene della popolazione locale. L'esito di tutto questo, essendo 1 miliardo di persone che soffrono la fame su 7 che siamo, dimostra che qualcosa di profondamente sbagliato sta avvenendo, quando allo stesso tempo il mondo e molti di noi non sono mai stati così bene come oggi. Allora la conclusione di Caparrós è: per ogni paese che diventa ricco, un altro paese si impoverisce.